Ma buongiorno amici di penna. Oggi parliamo, indovinate un po', di Napoli. Che buffa, che è una passione. Ma anche oggi ha avuto la faccia di presentarsi qua. Sulla faccia delle persone si legge lo stato d'animo interiore. Un cretino te ne ha una faccia fessa, un iettatore te ne ha una faccia peste, chi ha sensi di colpa te ne ha una faccia tagliata. A proposito di faccia, lo sapete che Amedeo Colella ha avuto la faccia di scrivere Napoli 2 volte al dì? E che Mondadori addirittura ha avuto il coraggio di pubblicarlo? Ma sapete una cosa? Hanno fatto bene tutti e due, perché quel tomo di Colella, nel tomo di Colella, raccoglie tutte le sue chicche partenopeiche, le sue pillole di filosofia spicciola, ma anche racconti di fatti, fattarelli, storie e storielle di questa città, scritte con una penna sempre allegra e mai stancante. Libro consigliato, perché Napoli è un rimedio contro la depressione e il dottor Colella la somministra a pillole. La faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete pure camminare sopra.